E allora andiamo anche per il campo con l'autostart che ha acceso i lampeggianti, si mette in movimento per la prima corsa del pomeriggio dall'Arcoveggio. La batteria A del Memorial Gasparetto, premio Song and Dance Man, 5 al via, autostart che inizia a raccoglierli, all'1 Brest dei Greppi, Carmine Piscuoglio, 2 Zummo P, Gennaro Amitrano, 3 Zelia CCSM, Roberto Vecchione, 4 Dalila Bar, Marco Stefani, 5 Demone dei Venti, Antonio Di Nardo. Start che raccoglie i partecipanti sotto la pari Zelia CCSM, Dalila Bar e Demone dei Venti le principali alternative, autostart che accelera e sono partiti. Ed è Demone dei Venti che sopravanza Zelia CCSM e passa a condurre. Demone dei Venti che prende la testa nei confronti di Zelia CCSM. In terza posizione Brest dei Greppi precede Dalila Bar, poi Zummo P, subito fila indiana e subito rallentamento per il battistrada che completa i primi 200 metri in 14,5. Si va sulla retta opposta alle tribune per la prima volta con Demone dei Venti che rallenta il ritmo, lo segue Zelia CCSM, poi Brest dei Greppi, Dalila Bar, Zummo P. Nessuno fa la prima mossa dopo 400 metri passati in 34. Prova Zummo P a scoprirsi e a risalire a spesa quasi zero, visto che davanti si va piano. Demone dei Venti continua a guidare nei confronti di Zelia CCSM, Brest dei Greppi terzo in corda, Zummo P che risale, Dalila Bar che rimane in coda al passaggio davanti alle tribune, addirittura una frazione in 16 per la curva di sinistra, si prosegue ad andare davvero piano. Demone dei Venti, Antonio Di Nardo al comando, Zelia CCSM nella scia, Zummo P che risale gradualmente 1,5 per i primi 800 metri di corsa. Zummo P che cerca di portarsi più vicino possibile a Demone dei Venti finché si va piano, il chilometro passato in 1,16,7. Demone con accanto Zummo P in corda, Zelia CCSM precede Brest dei Greppi. La seconda pariglia è appannaggio di Dalila Bar quando siamo a 400 metri dalla conclusione. La retta opposta alle tribune in 14,2, accelera in progressione Demone dei Venti che non si scrolla ancora di dosso, Zummo P che è di fuori, Zelia CCSM chiusa la corda, poi Dalila Bar e Brest dei Greppi che ora dovrà trovare un varco per andare a correre, non arrivare ultimo e quindi non andare in finale. La retta d'arrivo per Demone dei Venti che è in vantaggio, Zummo P di fuori, si infila di dentro Zelia, Dalila Bar a centropista, è chiuso Brest dei Greppi, in vantaggio Demone nei confronti di Zelia, Demone dei Venti che vince nei confronti di Zelia CCSM, al terzo Dalila Bar, al quarto sono molto vicini Brest dei Greppi e Zummo P, 28 spaccato ad arrivare, 1,13,9 ragguaglio cronometrico per il successo di Demone dei Venti, Antonio Di Nardo, Gennaro Casillo, i colori di Manuele Casillo, mossa vincente nell'andare al comando, saltando Zelia CCSM, controllandolo nell'arrivo veloce in 28 da 1,10. 1,13,9 ragguaglio cronometrico. Rivediamo nelle immagini il successo di Demone dei Venti al secondo, Zelia CCSM al terzo, Dalila Bar per il quarto. Sono in strettissima foto Brest dei Greppi e Zummo P, con Brest dei Greppi che si è infilato in un varco strettissimo e potrebbe aver bruciato Zummo P per qualificarsi alla finale. Pertanto dovrebbe essere Zummo P l'eliminato, ovviamente salvo errori, omissioni o interventi della giuria. Successo di Demone dei Venti, Antonio Di Nardo, Gennaro Casillo, Manuele Casillo. Vince il figlio di Mago d'Amore e Vela dei Venti. Milena a te.